Giuseppe Gerardi, al termine della finalissima tra Margheritese e Futura Brolo, il risultato di 4-2 che vi sorride, siete per la prima volta nella storia in promozione. Sì, dopo 40 anni siamo in promozione, penso che sia stato un risultato meritato. Partita sofferta, però penso che la qualità si è vista in campo. Devo fare i miei complimenti al Futura perché nonostante sotto di qualche gol non ha perso mai la testa, ha continuato a giocare, ha trovato 2 gol e ci ha messo in difficoltà. Vittoria sofferta, però devo dire che siamo contentissimi e non vedevamo l'ora. Mister, lei è subentrato quest'anno a metà stagione e con lei si è fatto veramente un grandissimo percorso pieno di vittorie e forse una sola sconfitta. Come lo valuta il suo arrivo qui e come valuta anche il futuro in caso? Sì, io sono arrivato a 10 partite alla fine, in 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta e poi ci sono queste 3 ciliegine sulla torta che sono le 3 finali che abbiamo vinto, la semifinale, la finale e quella di oggi. Quindi perché vengano questi risultati concorrono tante cose. Ho trovato una società che mi lascia lavorare tranquillamente, ho trovato un gruppo di ragazzi qualitativamente buono e anche insomma, che mi ha seguito. Io mi sono adattato a loro e loro a me. Servono un bel po' di cose, non può essere merito solo di una persona, ma è merito di tutta l'alchimia che si è creata. Diciamo. Ribadisco il concetto espresso poc'anzi, cosa serve a questa Margheritese per il futuro e soprattutto se lei vuole rimanere qui? La Margheritese per il futuro penso che gli serva poco, nel senso che bisogna sicuramente rimpolpare la rosa. Io mi sono trovato benissimo, penso che stasera festeggeremo e poi piano piano ci incontreremo con la società per parlare del prossimo anno. Siamo con Leonardo Zin al termine della sfida tra Margheritese e Futura Brolo, risultati 4-2, doppietta pesante per te, ma soprattutto ti chiedo quanto sei contento di aver centrato la seconda promozione di fila qui. Penso che oggi era un obiettivo che avevamo prefissato ad agosto, ed agosto che ci alleniamo tutti i giorni con sacrificio, sotto l'acqua, sotto il caldo, e ad oggi sono molto felice, sono felice per i gol che ho fatto, per questa grandissima promozione, credo che ce la meritiamo. Assolutamente sì, la partita è stata molto chiara sotto questo aspetto, ma cosa credi che sia mancato invece per vincere il campionato a questa squadra? Ma quello non lo so, penso che i campionati sono cambiati a sé, poi sono partite, c'è la fortuna, c'è la sfortuna. Alla fine sono contento perché anche se non abbiamo vinto il campionato diretto, l'abbiamo vinto tramite playoff, abbiamo avuto altre emozioni. Parliamo di te a livello singolare, sei quasi a 60 gol in 2 stagioni, quest'anno hai toccato quota 39. 39, sì. E quindi cosa possiamo dire per il futuro? Basta queste categorie? Non saprei, sì, hai ragione, però al momento mi godo il momento della vittoria, poi il prossimo anno non lo so, vediamo cosa bolle in pentola. Presidente Catalano, al termine della vittoria di questi playoff da parte della Margheritese, intanto le chiedo le sue sensazioni da presidente. Ma le sensazioni, intanto una sofferenza unica oggi, perché Futura Brolo è un'ottima squadra organizzata, con un bel gioco, a tratti siamo andati pure in difficoltà perché era una partita poi con un caldo, con una temperatura altissima, dopo la pioggia un caldo afoso, quindi le 2 squadre hanno sofferto il caldo. Sensazione unica perché è la seconda promozione che facciamo di fila dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso, con 1000 difficoltà, abbiamo un tifo eccezionale che ci segue dappertutto, è veramente il 12° uomo in campo, fa la differenza. Poi abbiamo un'unione di squadra, un mister Gerardi che ha fatto la differenza da quando è arrivato, da quando è subentrato. E ha dato una scossa vincente, una mentalità vincente. Presidente, dalla seconda categoria alla promozione nel giro di 12 mesi, adesso cosa deve sognare questa piazza? Ma la piazza intanto non è cioè l'euforia è giusta, però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra perché siamo sempre un paesino di 5-6 mila abitanti, quindi noi sogneremo sempre perché le ambizioni ci sono. Però non possiamo diciamo, ci crediamo diciamo, a fare un buon campionato l'anno prossimo, ma senza grosse pretese. Diciamo. Però prometto che costruiremo anche un'ottima rosa per l'anno prossimo. Ultima per chiudere, se vuole fare un plauso per l'ennesima volta al suo pubblico che anche oggi qui ha risposto presente. Sì, no, il pubblico, come ho detto poco fa, il 12°, 13°, 14° uomo in campo, loro ci seguono dappertutto in 200, 300, 400 persone, con
con pacatezza. Poco fa ho ricevuto i complimenti del presidente Don Carlo Misilmeri, che ringrazio tantissimo per l'ospitalità, tutta la società Don Carlo Misilmeri. Pubblico eccezionale, pacato, con un tifo sano, veramente tanti bimbi, tante donne presenti, e questo è il calcio che vogliamo e che vorremmo in generale.